Parla la curva azzurra. C'è una trattativa che sembrava essersi completamente arenata sul mercato del Napoli, ma che ha ripreso slancio nelle ultime ore dopo che una figura chiave di questa trattativa è stata avvistata a Napoli. E se questo movimento significasse davvero ciò che molti immaginano, l'attacco azzurro potrebbe ottenere un rinforzo che da tempo rappresenta un sogno della dirigenza. Continuate a leggere fino alla fine, perché vi spiegherò perché questo nome è tornato alla ribalta, cosa è cambiato dall'ultima volta che se ne è parlato e se, a mio parere, vale la pena per il Napoli insistere su questo acquisto. Sto parlando di Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors. Prima di entrare nei dettagli di questa vicenda, lasciatemi spiegare perché questa notizia è così importante per il futuro del Napoli. L'attacco azzurro è in fase di ristrutturazione dalla partenza di Lukaku e la dirigenza di Giovanni Manna ha già dimostrato, nel corso di questa sessione di mercato, di essere disposta a cambiare praticamente tutti i pezzi del reparto offensivo. Zeballos non è un nome nuovo in questo radar. Al contrario, era già stato preso in considerazione in passato, poi accantonato, e ora riemerge proprio in un momento in cui il futuro di Noah Lang in squadra rimane incerto. In altre parole, questa notizia non è isolata, è direttamente collegata a un'altra trattativa che potrebbe liberare spazio e fondi per permettere al Napoli di fare un passo avanti. Analizziamo il contesto completo di questa trattativa, perché la storia ha diverse sfaccettature. Secondo il quotidiano Tutto Sport, l'agente di Zeballos è stato recentemente avvistato a Napoli, il che ha riacceso la possibilità di una riapertura della trattativa. Ma non è la prima volta che la questione viene sollevata quest'anno. Già a luglio, secondo Fabrizio Romano, il Napoli aveva raggiunto un accordo sui termini personali con Zeballos, con il giocatore che aveva espresso pubblicamente la volontà di trasferirsi in Italia. All'epoca, l'ostacolo non era il giocatore, ma la struttura dell'accordo. Il Napoli subordinava la formalizzazione dell'offerta ad alcune cessioni ancora necessarie in rosa, con Noah Lang come principale giocatore in partenza. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, il Napoli avrebbe inizialmente offerto 10 milioni di dollari al Boca Juniors, cifra respinta dalla dirigenza guidata da Juan Román Riquelme, che l'ha ritenuta inferiore alla clausola rescissoria del giocatore, stimata tra i 15 e i 18 milioni di euro a seconda della fonte. Dopo questo rifiuto, è stata inviata una proposta formale leggermente più strutturata, ma le trattative tra i club si sono raffreddate proprio a causa del ritardo del Napoli nel risolvere le necessarie cessioni in attacco. A mio avviso, questo tira e molla dimostra esattamente il tipo di negoziazione che il Napoli sa storicamente condurre. Pazienza, pressione dovuta alla scadenza del contratto e sfruttamento del fatto che Zeballos potrà diventare svincolato a partire da gennaio 2027, dato che il suo contratto con il Boca scade il 31 dicembre di quest'anno. Ed è proprio questo dettaglio contrattuale a dare al Napoli un enorme vantaggio al tavolo delle trattative. Poiché il contratto di Zeballos scade a fine anno, il Boca Juniors corre il rischio concreto di perderlo a parametro zero se non lo cede ora. Questo indebolisce la posizione di potere di Riquelme e della dirigenza del Boca e rafforza qualsiasi offerta che il Napoli decidesse di presentare d'ora in poi. Se fossi la dirigenza del Napoli, sfrutterei questo fattore tempo a mio vantaggio, sapendo che più passano i mesi, più basso tende ad essere il prezzo finale pagato per il giocatore. Ora, parliamo del giocatore in sé, perché i numeri e le caratteristiche di Zeballos spiegano molto bene perché Manna nutra da tempo un affetto particolare per questo nome. Exequiel Zeballos, noto ai tifosi del Boca come Canguito, ha 24 anni, è alto 1,75 m, pesa 68 kg e gioca principalmente come esterno o attaccante mobile, essendo mancino di nascita nonostante la maggior parte dei suoi tiri siano di destro. È cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors e, nel corso della sua carriera, ha accumulato contributi offensivi significativi praticamente in ogni stagione disputata, con serie di gol e assist che lo hanno reso uno dei giocatori più preziosi della rosa del Boca. Vale la pena notare che la stagione 2026 di Zeballos non è stata priva di difficoltà. Ha concluso la prima metà dell'anno come riserva dopo essersi ripreso da un infortunio e ha visto la sua presenza da titolare interrotta in alcuni momenti importanti. Ciò nonostante, i suoi numeri recenti mostrano un coinvolgimento diretto nei gol in circa una partita su 2 o 3 da titolare, un indicatore di efficienza che conferma perché l'interesse europeo non è mai veramente svanito, nemmeno durante questo periodo di minore visibilità. Dal punto di vista tecnico e tattico, Zeballos è un giocatore dotato di velocità, abilità nel dribbling in spazi ristretti e buona capacità decisionale nell'ultimo terzo di campo. Ama partire dall'ala per accentrarsi, prediligendo il piede forte per la finalizzazione, ma possiede anche un repertorio che gli permette di crossare e servire i compagni quando l'azione lo richiede. Il suo stile di gioco è offensivo e diretto, associato all'idea di creare squilibri individuali, caratteristiche molto apprezzate nel calcio sudamericano e che solitamente si adattano bene all'intensità del calcio italiano, a patto che il giocatore abbia il tempo di ambientarsi.
Ed è proprio qui che entra in gioco la questione della sua compatibilità tattica con Allegri. L'allenatore italiano utilizza solitamente esterni che sappiano sia allargarsi per creare ampiezza, sia accentrarsi, partecipando alla costruzione del gioco. Un giocatore con il profilo di Zeballos, dotato di velocità e capacità di risolvere le azioni individuali, si inserirebbe bene come opzione di rotazione e alternativa sulle fasce, apportando quel tipo di imprevedibilità che all'attuale rosa del Napoli, più posizionale e meno dipendente dai dribbling isolati, manca ancora in abbondanza. Paragonandolo alle opzioni attualmente in rosa, il principale punto di contatto in questa trattativa è proprio Noah Lang. L'olandese ha caratteristiche simili, un'ala con la libertà di attaccare nell'uno contro uno, ma il suo futuro al club rimane incerto, ed è proprio la sua possibile partenza che libererebbe spazio, sia tatticamente che economicamente, per l'arrivo di Zeballos. Nella mia analisi, ha perfettamente senso considerare questo acquisto come una sostituzione diretta di un giocatore con le sue caratteristiche, e non come un semplice tassello da aggiungere alla rosa, il che spiega anche perché il Napoli abbia subordinato l'avanzamento della trattativa proprio alla partenza di Lang. Analizziamo ora i punti di forza e di debolezza di questo possibile acquisto. Tra gli aspetti positivi, Zeballos arriva con esperienza nella Liga Professionistica Argentina, un campionato di alto livello tecnico e con esigenze costanti, ha un contratto in scadenza, il che ne riduce il valore di mercato, e possiede un profilo di velocità e imprevedibilità che aggiungerebbe varietà tattica all'attacco azzurro. Tra gli aspetti negativi, proviene da una stagione altalenante, segnata da infortuni e perdita del posto da titolare, il che solleva dubbi sulla sua attuale condizione fisica. Adattare un giocatore formatosi interamente nel calcio sudamericano al ritmo tattico e fisico della Serie A non è mai automatico, soprattutto quando il giocatore non ha più 19 o 20 anni, ma 24, età che dovrebbe essere già in fase di consolidamento. Per quanto riguarda i rischi e i benefici di questa trattativa, credo che il rischio principale risieda proprio in questo recente rendimento. Acquistare un giocatore reduce da un semestre sottotono solleva sempre qualche dubbio, perché è impossibile sapere con certezza se il Napoli stia acquistando lo Zeballos al culmine della sua carriera, quello che ha attirato l'attenzione dell'Europa, o lo Zeballos ancora in fase di recupero fisico e di riacquisizione di fiducia. Il vantaggio, tuttavia, è evidente. La tempistica contrattuale gioca a favore del Napoli, consentendo di chiudere l'affare a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che si sarebbe pagato 1 o 2 anni fa, quando il giocatore era al massimo della forma e la clausola rescissoria sembrava intoccabile. A mio parere, questa è una di quelle trattative in cui la tempistica conta più dell'entusiasmo mediatico. Credo che il Napoli abbia fatto bene a non affrettare le cose mesi fa, quando le richieste del Boca Juniors erano ancora troppo elevate per un giocatore che non aveva nemmeno la garanzia di un posto da titolare. Ora, con il contratto in scadenza, il Boca Juniors in una posizione negoziale più debole e la possibile partenza di Lang che libererebbe spazio tattico, lo scenario è diventato molto più favorevole per il Napoli. Se fossi la dirigenza azzurra, approfitterei di questo momento per riaprire i colloqui con una proposta concreta, senza fretta, consapevole che il tempo è dalla parte del Napoli, non del Boca Juniors. L'unica precauzione che prenderei sarebbe quella di richiedere garanzie mediche e un periodo di adattamento iniziale ben strutturato, vista la recente storia di scarso rilievo del giocatore. Ed è proprio per questo che voglio sapere la vostra opinione ora. Credete che il Napoli debba riaprire con decisione le trattative per Exequiel Zeballos, approfittando della scadenza del suo contratto e della possibile partenza di Noah Lang, oppure preferireste che la dirigenza cercasse un altro nome per quel ruolo offensivo? Lasciate i vostri commenti qui sotto, condividete questo video con chi segue da vicino il mercato del Napoli e rimanete sintonizzati sul canale, perché questo dietro le quinte promette di generare molte altre notizie in questa sessione di mercato. Il popolo azzurro non si ferma.